fisso di una guardia, un accompagnatore alle visite a domicilio. Le dottoresse aggredite sabato scorso nel parcheggio del posto di guardia medica del Gervasutta di Udine chiedono di poter lavorare con sicurezza. Era nascosta in un'officina di Artegna parte dello stupefacente destinata a rifornire il nord-est, arrestato dalla squadra mobile di Udine il proprietario nell'ambito di un'operazione antidroga scattata a Padova. Illustrato dal presidente Federica il disegno di legge sugli incentivi per pannelli fotovoltaici e solari. Varranno per case singole, condomini, prime e seconde abitazioni. Basterà l'autocertificazione ma con controlli a campione. La Regione investe per potenziare le strutture ricettive, atteso in settimana il bando per finanziamenti per la realizzazione di alberghi di lusso in montagna dalle 4 stelle in su. Dall'ultima vittoria contro il Verona del 3 ottobre l'Udinese ha segnato 8 reti in 9 partite, pur essendo ai primi posti in A nelle classifiche di assist e tiri. Intanto si muove il mercato, Iaia lo lascia a Udine. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando ancora degli episodi di violenze e di aggressioni ai danni del personale sanitario. Come abbiamo ricordato in questi giorni sono stati diversi gli episodi registrati e quindi l'attenzione alta su questo fronte. Intanto è stato identificato e denunciato l'uomo che sabato scorso ha preso per il collo una dottoressa che era impegnata nel turno di guardia medica al Gervasutta di Udine. Si tratta di un 47enne indiano. Gli atti redatti dai carabinieri sono stati trasmessi alla procura. È stato denunciato per lesioni nei confronti di chi esercita un pubblico servizio il 47enne cittadino indiano residente a Udine che sabato pomeriggio, dopo averla minacciata, ha aggredito la guardia medica Adelaide Andriani che all'ospedale Gervasutta prestava servizio insieme alla collega Giada Aveni. La dottoressa 28enne, che è stata presa per il collo per la sola colpa di non aver potuto medicare un 41enne pakistano che si era presentato al servizio di guardia medica con una vistosa fasciatura alla gamba, tornerà in servizio domani. Presenta ancora i lividi ed è particolarmente scossa dopo essersi vista prima minacciare da quell'uomo e poi aggredire fisicamente. Se con lei sabato scorso non ci fosse stata la collega Aveni, che è stata pronta a togliere la mano dal collo di Adelaide, l'epilogo sarebbe stato diverso. Sull'episodio i carabinieri di Udine, intervenuti al Gervasutta dopo essere stati chiamati dalla dottoressa Aveni, hanno già trasmesso gli atti alla procura di Udine. Mentre Andriani tornerà domani al lavoro, la collega Aveni ha prestato servizio ieri notte all'ospedale nel reparto di chirurgia. Difficilmente dimenticherò quella scena, ha dichiarato a Telefriuli, ma soprattutto lo sguardo cattivo di quella persona, poco prima che mettesse le mani addosso alla mia collega. Quello che chiediamo è di poter lavorare serenamente e con una maggiore sicurezza. A questo proposito, le due dottoresse, che domani saranno ascoltate dal vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, hanno chiesto alla direzione generale dell'azienda sanitaria udinese, durante l'orario di lavoro, che venga garantito un presidio fisso di una guardia e la presenza di un accompagnatore alle visite a domicilio. Queste dunque le richieste avanzate dalle due dottoresse dopo l'ennesimo episodio, l'ennesima aggressione. Sentiamo allora che cosa risponde il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Dennis Caporale. E alle mie spalle la sede della guardia medica del Gervasutta, dove sabato scorso si è verificata l'aggressione ai danni di una dottoressa 28enne, Adelaide Andriani, che era in compagnia di Giada Aveni, mano al collo e minacce da parte di un uomo che è stato poi denunciato dai carabinieri. Oggi abbiamo sentito il direttore generale dell'azienda sanitaria udinese, Dennis Caporale. Ecco, sentiamo allora che cosa ci ha detto proprio in riferimento ai fatti successi sabato. La direzione è dispiaciuta naturalmente per l'accaduto ed è vicina ai professionisti della sanità. In questo momento si tratta delle guardie mediche, dei medici con età assistenziale, figure importantissime del nostro sistema. Le dottoresse che erano in servizio sabato hanno avanzato due proposte. La prima, quella di avere un presidio fisso di una guardia, soprattutto poi di essere scortate quando dovranno andare a fare delle visite domiciliari. È possibile
possibile? Guardi, quel presidio è presente la guardia giurata durante le ore notturne. L'essere accompagnati a domicilio potrebbe naturalmente essere una risposta, però è una risposta che in questo momento a cui non possiamo sicuramente far fronte. Ecco, mi sembra che il caso che stiamo ricostruendo sia un caso che riguardi una gestione extra rispetto all'accesso a quel punto di guardia medica, nel senso che poi i fatti si sono avverati all'interno ma soprattutto all'esterno del presidio. Restiamo in tema perché CGIL, CISL e FIALS hanno chiesto che le aziende sanitarie si costituiscano parte civile ogni volta che si verificano fatti riconducibili alla violenza, che destinino risorse alla formazione e alle assunzioni del personale, che venga istituito un organismo paritetico di vigilanza su tale rischio. Infine, dicono è giusto che le aziende si facciano carico del danno psicologico. Secondo Roberto Novelli, vice sindaco di Cividale, non sono più tollerabili 5 aggressioni al giorno in tutta Italia, con esiti registrati da INAIL. Non sono più tollerabili 500 segnalazioni all'anno nel solo Friuli Venezia Giulia, come ricordato da Will e Nursind. La battaglia è essenzialmente culturale, certo la pandemia, con il suo portato di ignoranza alimentata da certi modi, non ha favorito. Una battaglia, prosegue Novelli, che va combattuta per far comprendere a tutti che la violenza è sempre punita e che occorre portare rispetto a chi sta svolgendo la sua professione, tanto più se al servizio della comunità, come i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari. Restiamo in tema di sanità, ma voltiamo pagina, parliamo di farmaci che sempre più spesso non si trovano sugli scaffali delle farmacie tra pandemia e sindromi influenzali. Dagli antipiretici agli antibiotici la lista è lunga, l'appello dei farmacisti: prescrizioni e acquisti con attenzione. Covid, influenza e malanni di stagione, ma anche sindromi croniche hanno fatto schizzare in alto la richiesta di medicinali, aggravando la difficoltà delle farmacie anche in Friuli Venezia Giulia, con la conseguenza che sempre più spesso i clienti si sentono rispondere, mentre allungano la ricetta, che il farmaco non è disponibile e devono peregrinare in altre farmacie. Una situazione che non è ancora allarme, ma un problema sì, come conferma il dottor Francesco Innocente, presidente dei Farmacisti Riuniti, consorzio del Triveneto e numero 1 di Federfarma Pordenone. L'elenco dei medicinali fantasma è lungo. Andiamo da normalissimi antipiretici, sciroppi per i bambini, per la febbre, a prodotti per l'automedicazione delle prime vie respiratorie, come anche prodotti cortisonici. È difficilmente reperibile, se non irreperibile, un farmaco che tutti penso conoscano, che è l'Augmentin e i suoi sostituti. C'è una difficoltà, diciamo, più sul Nurofen, che però, diciamo, può essere sostituito magari temporaneamente con la stessa tachipirina, che in questo momento è più facile reperire. Ecco. Quindi, diciamo, le alternative ci sono. All'origine del problema la troppa domanda rispetto alla capacità di produzione, con medici che prescrivono molto e cittadini che fanno scorta. Purtroppo la produzione del farmaco non è accendere un bottone e avviare la produzione, richiede tempi particolari, perché i lotti devono essere prodotti in un certo modo, devono essere controllati, registrati, pochi ce ne sono e chi si riempie la casa di farmaci non fa altro che peggiorare la situazione per altri. Era nascosta in un'officina di Artegna parte dello stupefacente destinato a rifornire il nord-est. Il proprietario dell'attività è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Udine nell'ambito di una vasta operazione antidroga scattata a Padova. Maxi operazione antidroga della polizia, coordinata dalla Procura di Padova, che ha coinvolto anche il Friuli, dal momento che in un'officina di Artegna, la BSM, è stata rinvenuta una serra per la produzione di marijuana con numerose piante del peso di almeno 2 kg e 50 grammi di cocaina. Arrestato in flagranza di reato il proprietario Cristian Biasoni, 47enne di Osoppo, ritenuto essere abituale custode dello stupefacente e dei proventi dell'illecita attività, per conto di un 33enne di Tarvisio, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Un'indagine
Un'indagine articolata, quella condotta dalla Procura Patavina, alla quale hanno partecipato gli agenti della squadra mobile di Udine, quelli del commissariato di Tolmezzo e del posto di polizia di frontiera di Tarvisio. Sono state eseguite complessivamente 18 misure cautelari personali. Gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico illecito di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, 109 kg di droga, di cui 47 sequestrati, sostanza stupefacente che nel mercato avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro, obbligo di dimora per 3 tarvisiani, di età compresa tra i 35 e i 37 anni, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente. Il gruppo, secondo quanto è emerso delle indagini, avrebbe avuto legami col traffico locale ed internazionale di stupefacenti, con una consolidata clientela nel nord-est Italia. Si celebrerà entro la fine di gennaio il processo contro i giovani ritenuti responsabili di aver imbrattato con la vernice i muri di scuole ed edifici pubblici a Udine. Il comune si costituirà parte civile e chiede ai giudici pene esemplari. Il Comune di Udine si costituirà parte civile nel processo contro i giovani ritenuti responsabili dell'imbrattamento dei muri di scuole ed edifici pubblici. Il processo si celebrerà alla fine del mese. Saremo presenti anche noi con i nostri avvocati per chiedere il risarcimento dei danni, un danno che noi abbiamo subito che supera i 5.000 euro. Ma quello che mi aspetto dalla magistratura è magari una sentenza esemplare, chiedendo a questi ragazzi non solo magari di restituire parte di quanto hanno fatto del danno, ma mettersi a pulire, a dare un esempio, a mettersi a disposizione dell'amministrazione comunale per svolgere i cosiddetti lavori socialmente utili. È un modo anche per far capire a alcuni che sono così un po' distratti e che magari deturpano anche la bellezza di alcuni edifici, che forse queste cose non vanno fatte. Anzi, non vanno fatte. Esprimere il proprio parere, esprimere la propria idea si può fare in tanti modi, certo non imbrattando i muri. Prese soldi dalla Pilosio di Tavagnacco per accelerare le pratiche. Oggi l'ex alto funzionario ministeriale è stato condannato in primo grado per corruzione dal Tribunale di Udine. 5 anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici ed estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. È la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Udine all'ingegnere Michele Candreva, l'ex alto funzionario ministeriale di 64 anni, accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che nel 2016 coinvolse la Pilosio SpA di Tavagnacco. Il PM Marco Panzeri aveva chiesto 6 anni di carcere. Tra il 2013 e il 2016 il professionista percepì dalla società friulana oltre 25.000 euro complessivi in contanti per accelerare le autorizzazioni per la commercializzazione di alcuni ponteggi, anche sostituendo clandestinamente documenti già depositati al Ministero. I soldi furono ricevuti in diverse tranche, ma i giudici le hanno considerate come relative a un unico episodio corruttivo. Candreva fu arrestato nel 2016 dalla Guardia di Finanza di Udine. In casa sua fu trovata un'agenda nella quale erano annotate somme di denaro milionarie percepite nell'arco di 17 anni. Ingenti le somme e il valore dei beni sequestrati dalle Fiamme Gialle, che in parte oggi gli sono stati confiscati. L'ex funzionario si è difeso sostenendo che si trattava di consulenze in libera professione, anche se pagate in nero e senza autorizzazione. Si tratta, commenta il difensore, l'avvocato Dario Romano, legale dello studio Buongiorno, di una sentenza sproporzionata. Leggeremo le motivazioni e impugneremo la sentenza, conclude. Sarà riportato in patria il corpo di Ledia Nimerà, il 17enne albanese che ha perso la vita nella struttura per minori stranieri non accompagnati andata a fuoco nella notte tra il 30 e il 31 dicembre a Pasian di Prato. La procura di Udine ha concesso il nulla osta alla sepoltura e all'espatrio della salma del ragazzo. La settimana scorsa il corpo era stato sottoposto all'esame autoptico, dal quale è risultato che a ucciderlo sono state le fiamme e i fumi sprigionati dal rogo. Lo scorso anno il suo locale in via Poscolle a Udine fu oggetto di una incursione dei ladri. Oggi l'appello del proprietario: se avete fame vi aiuto, ma non devastate il mio ristorante. Chi ha fame può passare senza preavviso nel mio ristorante. A chi ha bisogno non negherò mai nulla, ma non devastate il locale, poiché create danni inenarrabili. È l'appello di Diego Giordano, gestore del Biffi di via Poscolle a Udine, che l'8 novembre 2022 fu oggetto dell'incursione di 2 persone mortalate dalle telecamere di sicurezza per rubare il registratore di cassa.
Ingenti danni a partire dall'ingresso distrutto. I due, uno dei quali minorenne, furono arrestati dalle volanti della questura di Udine dopo un inseguimento. Proprio oggi è cominciato in tribunale a Udine il processo a carico del maggiorenne, uno straniero a cui per ora è stata rigettata la protezione internazionale, che ha chiesto il patteggiamento poi negato. Il giudice dovrà esprimersi sia sulla richiesta di messa alla prova sia sulla revoca delle misure cautelari. Mi sono dovuto costituire parte civile, conclude il ristoratore rappresentato dall'avvocato Francesca Tutino, per una questione formale anche assicurativa e per non lasciare situazioni impunite. Ribadisco: chi ha bisogno di 1 o 2 piatti di pasta può passare da me al locale quando vuole. Sarà completato entro il 1° giugno il passaggio di competenze tra Autovie Venete e la nuova società Autostrade Alto Adriatico. L'ha detto oggi in 4ª commissione il presidente Fedriga, il quale ha confermato lo spostamento di finanziamenti dai cantieri del Friuli Venezia Giulia a quelli del Veneto. Abbiamo dato priorità, ha spiegato, alle tratte con più incidenti stradali. Abbiamo dato priorità ai lavori da effettuare nelle tratte dove si è registrato il maggior numero di incidenti. Questa è una responsabilità che mi sono assunto come commissario straordinario della terza corsia della A4. Lo ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga durante l'audizione sull'affidamento della concessione alla società Autostrade Alto Adriatico, in occasione della quale ha fatto il punto anche sullo stato di avanzamento lavori per la terza corsia, 1 miliardo di euro di opere realizzate, e sottolineato le misure straordinarie adottate per garantire la sicurezza nei tratti interessati dai cantieri dove si registra una elevata incidentalità. Fedriga ha fatto sapere che entro il prossimo 1° giugno dovrebbe concludersi l'iter per il passaggio di competenze tra Autovie Venete e la Niuco con il relativo trasferimento del personale. L'audizione era stata chiesta dal Partito Democratico perché, come spiegato dalla consigliera Maria Grazia Santoro, oggi Autovie Venete si trova con la concessione scaduta e la Niuco, a 5 anni dalla Costituzione, ancora non ce l'ha. La procedura è stata molto lunga, ha risposto Fedriga, per la scelta politica fatta a suo tempo dal governo Renzi, che decise di consentire concessioni in house solo a società controllate al 100% dagli enti pubblici. Da qui la necessità di costituire la Niuco, che da giugno dovrebbe sostituirsi ad Autovie Venete, diventando concessionaria delle tratte A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro Pordenone Conegliano, A57 tangenziale di Mestre fino al Telraglio e della A34 Villesse Gorizia. Santoro e il collega Diego Moretti hanno più volte chiesto aggiornamenti sui lavori ai caselli di Lisart, Re di Puglia e Palmanova, chiedendo se i relativi finanziamenti fossero effettivamente stati spostati sulle tratte in Veneto. La conferma è arrivata dal presidente della regione, il quale ha indicato il criterio della sicurezza legato all'incidentalità come centrale per determinare le priorità di intervento. Bastava saperlo, ha replicato Moretti. L'assessore Pizzimenti ci ha raccontato una storia diversa. Fedriga ha fatto sapere che chiuderà con 6 mesi di anticipo a metà 2023 il cantiere dell'Alvisopoli Portogruaro. Per i lavori all'Isert, ha specificato, è intervenuta anche la risoluzione del contratto. Fedriga ha elencato opere già realizzate e relative spese. Per quanto riguarda i lotti successivi, ha confermato le date del 2026 definite dalla precedente giunta di centrosinistra. Avete deciso voi, legittimamente, di allungare i tempi per comprimere le tariffe. Ma se saremo nelle condizioni, ha aggiunto, anticiperemo le tempistiche. Il presidente della regione ha infine evidenziato come il contributo economico dello Stato all'opera sia irrisorio, auspicando maggiori finanziamenti per un asse viario strategico a livello europeo. C'era grande attesa tra i cittadini interessati di conoscere i dettagli del disegno di legge sugli incentivi per i pannelli fotovoltaici e solari. È stato sempre il presidente Fedriga ad illustrarli oggi in 4ª commissione. 100 milioni destinati ai privati cittadini per abbattere le spese legate al caro energia, con l'impegno a rifinanziare la norma se si dimostrerà efficace. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha illustrato in 4ª commissione il disegno di legge 188 sugli incentivi per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici. Finalità della legge, ha precisato subito il governatore, è quella di abbattere le spese per l'energia, favorire la transizione energetica, uniformandosi nel contempo agli obiettivi fissati a livello internazionale.
nazionale. È stato lo stesso Fedriga a scendere nel dettaglio del disegno di legge e a rispondere alle diverse richieste di chiarimento delle opposizioni. Il contributo è destinato ai privati sia per alloggi singoli che per condomini. Sarà un apposito bando a determinare le regole per il finanziamento, che sarà richiesto a sportello per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica, nonché solari e termici. Il contributo, che sarà concesso a fatturazione avvenuta ed erogato in un'unica soluzione, coprirà il 40% dei costi sostenuti e sarà cumulabile con le detrazioni previste a livello nazionale, che arrivano al 50% della spesa. Complessivamente, quindi, i cittadini, sommando entrambi i contributi, potranno vedersi restituire il 90% del costo affrontato. Il contributo verrà concesso in base ai kilowattora prodotti e al tipo di impianto. Si potrà fare richiesta di contributo per un unico immobile, che potrà essere prima o seconda casa. La nostra idea, ha precisato Fedriga, è quella di semplificare le domande utilizzando l'autocertificazione. Saranno previsti controlli a campione per verificare che i lavori siano stati effettivamente realizzati. Il presidente della Regione ha annunciato che è intenzione della Giunta di apportare delle modifiche al testo in aula per prevedere la concessione del contributo anche per le nuove costruzioni. La norma sarà esaminata dalla quarta commissione il 18 gennaio e arriverà in aula il 1 febbraio. Il consigliere Onsel di Open Sinistra FVG ha lamentato il fatto che il contributo, previsto anche per seconde case e nuove costruzioni, non andrà a chi ne avrebbe bisogno. Il pentastellato Sergo ha parlato di legge troppo snella. Morettuzzo, di Patto per l'Autonomia, ha chiesto anticipazioni sui controlli e su chi li farà. Disco verde al ritorno delle province in quinta commissione, contrarie le opposizioni che parlano di inutile poltronificio. Contrari. Via libera alla reintroduzione delle province da parte della quinta commissione consiliare, dopo un muro contro muro tra il centrodestra, che lo ha definito un impegno rispettato, e le opposizioni che parlano di poltronificio creato in extremis. La proposta di legge costituzionale che prevede di modificare lo statuto per ridare spazio agli enti elettivi di area vasta è stata spiegata in aula dall'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato come le funzioni non possono essere tutte in capo alla regione, scelta difesa da tutta la maggioranza. Le province sono rimaste in tutta Italia, siamo rimasti solo noi che abbiamo corso troppo velocemente verso una soluzione che non è stata né ben fatta e non ha dato i risultati che qualcuno si aspettava. La regione si è caricata di tante funzioni amministrative. Queste funzioni amministrative devono ritornare alle province, anzi devono essere ampliate. E uno deciso invece è quello che arriva dalle opposizioni. PD, 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Civica, FVG e Open Sinistra sono fortemente critiche. I sindaci chiedono servizi e personale, non chiedono le province. A dire della minoranza, peraltro, questa mossa certifica il fallimento degli EDR introdotti per superare le UTI dell'epoca Serracchiani. Si capisce che è una misura propagandistica e elettoralistica. Le province non funzionano in tutta Italia e non credo che i cittadini del Friuli Venezia Giulia sentano il bisogno di nuove poltrone, nuovi livelli amministrativi, nuovi permessi. Credo che cittadini e imprese facciano volentieri a meno di burocrazia in più. Si parlava anche dei sindaci in questo servizio e sono diversi in queste ore i primi cittadini che hanno già dato le dimissioni o che lo faranno nei prossimi giorni per poter correre alle prossime elezioni regionali. Abbiamo sentito il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, che ha rassegnato le dimissioni. Il suo comune andrà al voto il 2 e il 3 aprile. Lirutti ha deciso di collaborare con il presidente Fedriga e la sua lista per le prossime regionali. Da cosa è stato spinto a prendere questa decisione? C'è stata una richiesta di disponibilità e ovviamente adesso attendiamo che il Presidente si pronunci, perché la mia candidatura potrebbe avvenire soltanto in una lista civica, nel senso che io in questo momento non mi sento rappresentato da nessuno dei partiti che abbiamo in regione, per cui potrei riconoscermi in una formazione assolutamente civica, nella quale dare il mio contributo anche rispetto alle competenze. Io ho fatto per tanti anni l'assessore al sociale e ho lavorato per 40 anni nella sanità, quindi questo è il mio campo prevalente di interesse. Punterà ad una continuità per quanto riguarda la sua amministrazione?
Beh, certo, abbiamo lavorato assolutamente bene con i 3 gruppi che mi hanno sostenuto. Io spero che loro vogliano continuare questa esperienza che è stata veramente soddisfacente. Io ho voluto dare le dimissioni ieri perché questo consente di andare proprio al voto il 2 e 3 aprile, quindi di fare un passaggio di consegne diretto. A Martignacco invece il sindaco Gianluca Casali ha deciso in poche ore di accogliere la proposta di patto per l'autonomia di candidarsi alle regionali. Una decisione maturata nel giro di poche ore. Il sindaco di Martignacco Gianluca Casali, in scadenza di mandato, ha accolto la proposta di candidarsi alle regionali con il patto per l'autonomia. La condizione per cui io accettassi questa proposta era che a Martignacco continuasse un progetto. È un progetto fatto di inclusività, fatto anche di un certo stile nel fare le cose e appunto sapevo che il gruppo con cui ho lavorato negli ultimi 5 anni avrebbe accettato ed è stato facile poi condividere insomma, la candidatura con il patto per l'autonomia. In questo momento sembra che Moretuzzo, ma in realtà il patto per l'autonomia con le proposte che ha fatto in questi ultimi 5 anni di legislatura abbia un po' catalizzato l'attenzione anche degli altri partner e quindi possa essere lui a guidare una coalizione ampia e diversificata ma con l'intento insomma, di dare una prospettiva alla nostra regione. Noi lasciamo 5 anni di buona amministrazione ma soprattutto un modo di fare politica, che è stato un modo di dialogo anche con le parti di opposizione, con le minoranze, è stato un modo propositivo nei confronti della cittadinanza. Adesso stiamo lavorando anche a un progetto nuovo che è quello di creare una lista di giovani under 35 per garantire una continuità che va al di là di noi. La Giunta Comunale di Udine approva il bilancio di previsione per il 2023-2025 che pareggia a 252 milioni di euro. Pareggia a 252 milioni di euro il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Udine. Il documento ora dovrà passare al vaglio dei revisori e del Consiglio Comunale. Il bilancio licenziato consente di programmare l'impiego di 62 milioni e mezzo di euro nel triennio per interventi sul territorio. Malgrado la pandemia, malgrado gli effetti di questa crisi mondiale, quindi l'effetto che ha sul bilancio, naturalmente l'incremento dei costi dell'energia, delle materie prime, dell'inflazione, con un lavoro certosino di razionalizzazione della spesa siamo riusciti comunque a mantenere un livello di servizi, riteniamo, sia per quantità ma anche per qualità inalterato. Non abbiamo toccato, non abbiamo utilizzato la leva tributaria, quindi i tributi sono rimasti inalterati, l'addizionale IRPEF è rimasta sempre allo 0,2. L'assessore rimarca tra l'altro la diminuzione dell'indebitamento che malgrado l'attivazione di nuovi mutui passerà da 53 a 49 milioni di euro. La quiete aumenta le rette del 2023 a causa del rincaro dei costi energetici e del rialzo dei costi di gestione del personale dopo averle mantenute per 2 anni sostanzialmente identiche. Il CDA, spiega il presidente Alberto Bertossi, è riuscito a contenere l'aumento della retta giornaliera in 3,50 euro per la casa di riposo e in 4 euro per la struttura dei faggi, al di sotto di quanto il calcolo inflazionistico avrebbe comportato, ovvero quasi 9 euro. La retta media per il 2023 sarà di circa 2.043 euro al mese contro i 1.998 del 2022. La tariffa giornaliera si riduce di 2,50 euro al giorno per la fascia ISEE 1 e di 1,5 euro per la fascia ISEE 2. In stagione sciistica in corso, la Regione fa sapere della sua intenzione di potenziare le strutture ricettive. Uscirà in settimana un bando per una linea di finanziamenti destinata alla realizzazione di nuovi alberghi dai 4 stelle in su. Ad annunciarlo l'assessore regionale Sergio Bini. Strutture ricettive da 4 stelle in su nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia. La Regione apre a questa opportunità grazie a un bando che è in fase di stesura per incentivi agli insediamenti di alberghi di qualità. Noi andremo a licenziare da qui a una settimana il nuovo
bando per quanto riguarda le strutture ricettive 4 stelle in su, sui vari poli montani. Ecco, ci auguriamo, la Regione ha fatto la sua parte, metterà a disposizione delle risorse significative, ci auguriamo che ci sia una risposta anche da parte di chi fa impresa, di chi si occupa di ricettività nella nostra Regione. 750.000 euro l'investimento della Regione per gli alberghi diffusi. Il bando, chiuso a novembre, ha permesso un incremento di 37 unità abitative nelle aree montane, in particolare nei comuni di Sutrio e Forgaria nel Friuli. Albergo diffuso che ha caratterizzato l'offerta turistica della nostra Regione già da diversi anni, che aveva vissuto gli ultimi anni con un po' di timidezza. Benissimo, abbiamo rivisto un po' la norma, abbiamo rivisto i bandi, abbiamo pubblicato un bando per il potenziamento degli stessi, c'è stata una risposta meravigliosa. Lo dicono anche tutta una serie di analisi, di ricerche fatte sulla nostra regione, sta scalando posizione ed ha ormai raggiunto quelli che sono i top player a livello nazionale per quanto riguarda l'attrattività turistica. Il Friuli Venezia Giulia c'è. Solo 2 nuovi nati in 2 anni, il 2020 e il 2021, e 17 nel solo 2022. A Capriva del Friuli è boom di fiocchi rosa e azzurri. Il sindaco dice: beh, da noi si vive bene. Boom di nascite a Capriva del Friuli nel 2022. Sono stati 17 infatti i fiocchi rosa e azzurri registrati nella piccola realtà del Coglio, che cresce nella popolazione proprio grazie ai nuovi nati. Il comune infatti è passato dai 1603 residenti di fine 2021 ai 1622 registrati al 31 dicembre scorso, un incremento di 19 unità quasi interamente dovuto ai bebè arrivati nel corso dell'anno, ed è proprio il dato sulle nascite quello che impressiona maggiormente. Nel 2020 le famiglie caprivesi non avevano messo al mondo bambini, mentre nel 2021 erano stati solo 2 i lieti eventi. Il record dell'ultimo decennio resta comunque il dato del 2014, quando in paese furono ben 24 le nascite. Evidentemente, anche se bisogna dirlo, per un paio d'anni abbiamo avuto dei buchi, vuol dire insomma avere anche un gran bel pensiero per le nostre scuole, che possono chiaramente godere insomma di queste nuove famiglie. Evidentemente c'è anche, si spera e lo pensiamo, anche un senso di appartenenza e un senso di qualità della vita in una Capriva del Friuli che viene scelta insomma dalle famiglie, dagli uomini e le donne poi per mettere le proprie basi e per fare famiglia. Quindi credo che non si poteva iniziare l'anno in modo migliore. Un altro comune nel Coglio ha già ufficializzato i dati dell'anagrafe relativi al 2022. A San Lorenzo Isontino i residenti sono calati in un anno da quota 1504 a quota 1491. 6 in questo caso i nuovi nati, un dato in sostanziale equilibrio con quello del triennio precedente, quando i lieti eventi erano stati in totale 21 divisi equamente per ognuno dei 3 anni. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Tra pochissimo il notiziario sportivo e poi le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli, arrivederci.